Buongiorno, sono Eleonora e vi do il benvenuto a Un Sorriso in Più Family. Sono qui con voi oggi per fare un po' di esercizio, un po' di ginnastica dolce che ci aiuta tantissimo a mantenere quello che abbiamo e per aiutarvi anche nelle attività della vita quotidiana, quello che riusciamo a fare. È importantissimo mantenere, conservare quello che riusciamo a fare. Allora, vi invito a sedervi su una sedia comoda, no? Cercare di essere il più diritto possibile, la schiena diritta, comodi e ci rilassiamo per qualche minuto no, 15-20 minuti per fare insieme un po' di movimento. Allora, iniziamo a lavarci le mani. Dobbiamo immaginarci che abbiamo un po' di acqua e sapone nelle nostre mani e che questi scorrono bene e dobbiamo lavare bene le mani dappertutto, sul dorso, sul palmo della mano. Facciamo dei bei movimenti che così cominciamo a scaldarci, poi ci laviamo anche un po' i gomiti, saliamo sulle spalle e qua dove ogni tanto ci fa un po' male, facciamo un pochettino di massaggio. Adesso ci laviamo un po' in maniera dinamica, poi cambiamo mano e cambiamo di braccio. Andiamo di nuovo sul gomito, qua, su questa parte, dietro, qua alle spalle. Ecco, benissimo, torniamo a lavarci di nuovo le mani e poi via un po' l'acqua in eccesso. Ok, bello, vero? Così un po' di movimento e un po' di calore abbiamo ottenuto. Allora, vi invito a posizionare le mani sopra le vostre spalle, ben rilassate, non le spalle su, non le spalle giù, proprio rilassate, perché questo è un momento molto bello e molto speciale in cui insieme stiamo facendo qualcosa di bello per noi stessi. Allora, iniziamo a disegnare dei bei cerchi con i gomiti. Ecco, dobbiamo immaginare che sui gomiti abbiamo una matita, un pennarello e dobbiamo disegnare un bel cerchio grande. Ognuno fa quello che riesce a fare, no? Però vi invito a farlo il più ampio possibile e lo facciamo 5 volte. Abbiamo fatto già 3, poi 4, 5 e adesso torniamo indietro come se dovessimo cancellare quei cerchi che abbiamo fatto prima, che abbiamo disegnato. 2, 3, 4, 5 e riposiamo. Un momentino di relax. Allora, di nuovo, mani alle spalle e andiamo con tutte e due avanti in questo modo. Cerchiamo di andare alla stessa altezza delle spalle e di aprire, diciamo, la distanza tra le due mani, la stessa distanza delle spalle e poi torniamo in questo modo e lo facciamo 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, forza che ce la facciamo, mancano ancora 5, 6, 7, 8, 9, 10 e proviamo adesso a farlo in modo alternato. Una va e una viene, una va e una torna. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e stop. Allora, la mia madrelingua non è l'italiano, perciò ogni tanto c'è qualche pronuncia o qualche parola che non è proprio giusta, però facciamo finta di niente, perché quello che ci interessa adesso è fare gli esercizi in modo corretto e il più
diciamo, dinamico possibile o quello che ognuno riesce a fare, no? Allora, adesso questo è bellissimo e che potete anche fare a letto. Prendiamo le mani così, come in preghiera, diciamo, e allora da qui alziamo le braccia tutte e due fino dove riusciamo, il più alto possibile, e poi torniamo indietro. Questo è importante perché magari se abbiamo qualche dolorino in un braccio, l'altro braccio aiuta, no? Allora uno aiuta l'altro, o se veramente non abbiamo dolorini o non abbiamo limitazioni, lo facciamo in modo, diciamo, utilizzando la stessa forza in ognuno delle braccia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riposiamo. Cerchiamo sempre di mantenere le spalle ben rilassate, non in su, non in giù, sino ben rilassate, proprio godendo di questo momento che stiamo dedicando a noi stessi, che è così importante. Allora, avete riposato? Siamo pronti per il prossimo? Allora, di nuovo, mani in preghiera e andiamo da una parte e dall'altra parte, cercando di stare all'altezza delle spalle. Poi, se veramente non riusciamo per qualche motivo, allora lo facciamo magari un po' più in basso, però vi invito in quanto possibile a mantenere la posizione all'altezza delle spalle e sempre le spalle rilassate. Adesso non so a che numero siamo, però facciamo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e se torniamo indietro 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ecco. Adesso vi invito, perché questo ultimo esercizio è stato un po' più lungo, a fare un bel respiro profondo. Allora, prendiamo tanta aria dal naso e poi buttiamo dalla bocca, soffiando come se dovessimo spegnere le candeline. Spegnere, giusto? Spegnere le candeline. Di nuovo, dentro dal naso tanta aria e poi soffiando. Adesso facciamo un esercizio che a me piace tantissimo. Apriamo le braccia ben aperte, all'altezza sempre delle spalle, e poi chiudiamo in un abbraccio. Perciò la mano destra va sulla spalla sinistra e la mano sinistra va sulla spalla destra e di nuovo apriamo. Chiudiamo e ci abbracciamo perché ci vogliamo tanto bene e poi apriamo di nuovo. Ma questo esercizio è bellissimo perché l'abbraccio nostro è il più importante. Ecco, e sono 3. Io mi emoziono un po', 4, 5, 6. Se avete bisogno di fare questi esercizi in modo più lento, magari fate meno ripetizione di quelli che sto
facendo io e lo fate in modo più lento. L'importante è farlo. Io cerco comunque di avere un ritmo adeguato per tutte le situazioni, però ognuno si gestisce della forma che più crede che sia adeguata. Adesso non ho contato più per parlare, però penso che siamo a 9 e poi 10. Quest'ultimo abbraccio proprio forte, 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 forte. Apriamo e riposiamo. Benissimo. Adesso facciamo un po' di esercizi per le gambe. Lasciamo riposare un pochettino queste spalle, queste braccia e iniziamo a fare un po' di esercizio per le gambe. Adesso vi invito a alzare la gamba destra, piegare l'anca, si dice anca? Sì, l'anca, e poi il ginocchio e poi giù e ci aiutiamo con le mani. Poi la sinistra, scusate perché ogni tanto mi vengono in mente delle parole in spagnolo e allora mi viene un po' il dubbio. Allora destra, la derecha e poi la izquierda. Allora, alziamo la gamba destra o la gamba derecha, ci aiutiamo con le mani e poi alziamo la gamba izquierda, ci aiutiamo con le mani, ancora, dai che iniziamo a scaldare queste gambe, poi l'altra. Ecco, cerchiamo sempre di essere seduti in maniera più diritta possibile, ecco, e riposiamo un attimino. Adesso attenzione perché lo facciamo senza l'aiuto delle braccia. Allora vi invito 1, mani di fianco e fianco al corpo e 2, 1 e 2, derecha, izquierda, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra e stop. Benissimo. Adesso alziamo solo la gamba destra e muoviamo la caviglia in giù e in su, giù e in su. Cerchiamo di tenere la gamba il più diritta possibile e in alto e muoviamo solo la caviglia. Vi ricordo che i movimenti della caviglia sono importantissimi perché dobbiamo rinforzare tutta la muscolatura che circonda la caviglia, perché ci dà stabilità, perché comunque stando in piedi il peso del nostro corpo lo riceve sempre questa caviglia e più forte abbiamo questa muscolatura meglio è per tutti, anche perché questi movimenti sono importantissimi per la circolazione del sangue. Allora, abbiamo fatto penso una decina di volte. Poi giù e andiamo con l'altra gamba, cerchiamo di tenerla il più diritto possibile e facciamo questo movimento. Magari mi sposto io un attimino così e vi faccio vedere il movimento. Della caviglia e in su e in giù e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. E allora lo facciamo tutte e due insieme, tutte e due le caviglie insieme. Allora, su e andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e giù. Penso
tenere sulle gambe si sente un po' di fatica in questa parte, però è giusto, è normale, perché comunque questo esercizio, diciamo, muoviamo la caviglia, però è il fatto di tenere le ginocchia diritte e stiamo facendo forza, gli stiamo rinforzando un altro muscolo che è il quadricipite, che è questo qua bello grande, che ci aiuta a stare in piedi, no? E ci aiuta ad avere stabilità alle ginocchia. Allora, vi ricordate l'esercizio precedente che abbiamo fatto, il primo? Adesso lo facciamo però in modo un pochettino più dinamico. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E riposiamo. Ok, l'abbiamo fatto un pochettino più veloce perché già siamo un po' più caldi. Le gambe sono un pochettino più calde, diciamo così, perché dobbiamo andare per gradi. Allora, pronti? Alziamo le due gambe e facciamo tipo una nuotatina. Adesso che c'è il bel tempo, muoviamo le gambe come imitando il gesto della nuotata con le gambe, stilo libero. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Benissimo, riposiamo un momentino, possiamo fare di nuovo un bel respiro profondo. Vi ricordate? Dentro dal naso e poi fuori dalla bocca, soffiando di nuovo. Dentro dal naso prendiamo tanta aria e poi fuori dalla bocca soffiando. Benissimo, adesso penso che voi avete fatto il ballo del tic tac e facciamo un po' di movimento con le caviglie facendo il ballo del tic tac. Non so se vi ricordate, c'erano queste scarpe con la punta, con un po' di cosa c'era? Ferro, un materiale che faceva proprio un rumore forte, il ballo del tic tac, perlomeno dalle mie parti c'era, e allora questo esercizio lo chiameremo il ballo del tic tac. E questo è importantissimo e vi invito anche a farlo quando siete sedute a vedere la televisione o state leggendo un libro, volete fare una pausa, fate questo esercizio che è importantissimo per le caviglie. E stop. Dopo questo balletto del tic tac vi invito a fare una bella respirazione profonda, come vi ho spiegato prima, però questa volta ci aiutiamo un po' con il movimento delle braccia. Allora, prendiamo tanta aria, alziamo le braccia e poi fuori dalla bocca soffiando, abbassiamo le braccia. Il mio istinto mi porta a chiudere gli occhi, a rilassarmi bene. Di nuovo alziamo le braccia, poi soffiando. E giù. Io spero che questa prima volta che abbiamo fatto esercizi insieme sia stato per voi un momento veramente molto bello, gradevole, e che sia l'inizio per fare tanti altri esercizi e tante belle cose insieme. Vi ringrazio di cuore per aver dedicato questo momento a fare degli esercizi con me e vi aspetto per la prossima volta. Un grande abbraccio e un bacio a tutti!